Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Sconcerto tra i cultori del buon vino. La mafia di Camporeale usava le cantine Rapitalà come un bancomat. L'azienda, tra le più note in Sicilia, completamente assoggettata a Cosa Nostra. In carcere 6 persone, indagato anche il sindaco di Camporeale. La giustizia che fa discutere, semilibertà per il boss della Stigia di Gela, Orazio Paolello, nonostante 5 condanne per strage e 41 tra omicidi e tentati omicidi. Lavorerà a Mantova, al TG Sicilia, la vedova di un commerciante ucciso da Paolello. Si era ribellato al pizzo. Mascherato dalla Guardia di Finanza un enorme giro di fatture false e di vendita in nero di gasolio agricolo in mezza Sicilia. Sequestrate 10 aziende, 13 indagati. Inchiesta della Procura di Siracusa sul caso di presunti contributi all'ex sindaco di Avola, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata. Ai nostri microfoni lui minimizza e parla di normale autofinanziamento. Catania, razzia di cellulari alla Euronics, arrestato uno dei 2 ladri. Sempre a Catania, distrutta dai finanzieri mezza tonnellata di cocaina sequestrata a settembre. Avrebbe fruttato agli spacciatori 100 milioni. Stazionarie le condizioni del vigile accasciatosi a terra dopo le proteste per le multe. L'opposizione incalza il sindaco trentino per la sosta selvaggia, la mancanza di parcheggi. Ancora a Catania una fogna a cielo aperto ammorba e deturpa il lungomare. Musica, Giuseppina Torre, pianista e compositrice siciliana sopravvissuta alla violenza di genere, prepara un concerto per l'8 marzo a Catania, con le scarpette rosse sul palco. Calcio, in casa Catania si guarda alla trasferta di Altamura e al futuro con l'ipotesi Torre del Grifo. La situazione resta ingarbugliata in casa Messina, saltata la conferenza stampa della società che doveva dare spiegazioni sui contributi non versati. Bentrovati. La mafia della provincia di Palermo si era infiltrata anche nel mondo della produzione vitivinicola di qualità. La famiglia mafiosa di Camporeale usava le cantine Rapitalà come un bancomat per le necessità della cosca. In carcere 6 persone, indagate anche il sindaco del paese, Manlio Viola. Usata come il bancomat personale della cosca di Camporeale. Una delle più importanti aziende vitivinicole siciliane, la Rapitalà, sarebbe stata completamente assoggettata a Cosa Nostra, tanto che parte del gruppo dirigente dell'azienda intratteneva rapporti con i boss. Emerge da un capitolo inquietante dell'inchiesta sulla mafia di Camporeale che ieri ha portato in carcere 6 persone. Il capomafia detenuto mandava ordini attraverso la moglie al reggente della famiglia e controllava gli affari della cosca. Ma dalle intercettazioni emergono anche i rapporti con le cantine Rapitalà. La famiglia mafiosa di Camporeale, si legge nell'ordinanza firmata dal GIP, riceveva con cadenza mensile sia somme di denaro contante che altri beni provenienti dalla cantina tramite alcuni suoi dipendenti evidentemente contigui al sodalizio mafioso. Si trattava di vino, di carburanti e di altro. Nel tempo presso la cantina avrebbero lavorato oltre una dozzina di uomini della famiglia mafiosa. I soldi invece venivano versati al reggente Antonio Scardino, che li consegnava ad Anna Maria Colletti, la moglie del capomafia in carcere Antonino Sciortino. Il denaro serviva a pagare la difesa di Sciortino e a procurargli quel che occorreva. Dal carcere infatti Sciortino usava la moglie anche per portare ordini e disposizioni. Gli interessi della cosca nel vino riguardavano anche altre aziende, ma Rapitalà è certamente la più grande. Fondata da una famiglia di origini francesi nel 1968, la tenuta a Rapitalà oggi produce oltre 2,5 milioni di bottiglie ogni anno che vengono vendute in tutto il mondo. Gela ha passato quasi 30 anni dietro le sbarre, molti dei quali al 41 bis. Ora Orazio Paolello, ex boss della Stigia, ha ottenuto la semilibertà, un provvedimento che riapre ferite profonde, soprattutto per chi ha perso tutto a causa della sua violenza. Gerry Italia.
Un nome che fa paura, una scia di sangue che attraversa la storia della mafia siciliana. Orazio Paolello, oggi quasi sessantenne, ha ottenuto la semilibertà dopo decenni di carcere. Il tribunale di sorveglianza ha ritenuto che ci siano le condizioni per un alleggerimento della pena. Così da oggi lavorerà in un'attività commerciale a Mantova per poi rientrare in cella ogni sera. Il suo passato è segnato da numeri agghiaccianti: 34 condanne, 5 per strage, 41 tra omicidi e tentati omicidi. Era lui a spingere per piegare i commercianti al pizzo, fino al tragico omicidio di Gaetano Giordano a Gela, estratto a sorte tra chi si era ribellato. E oggi proprio Franca, la vedova di Giordano, che ha trasformato il dolore in impegno nei percorsi di giustizia riparativa, racconta le sue sensazioni dopo questa decisione. Mi auguro che la sua scarcerazione sia intanto meritata, che lui possa essersi ravveduto per tutto quello che ha fatto, perché mi pare che non abbia solo sulle spalle l'omicidio di mio marito, e che se ha intrapreso un percorso, tra virgolette, di rinascita e di, che le posso dire, di acquisita nuova dignità, sono ben contenta per lui. Paolello da anni ha avviato un percorso di cambiamento, vicino a realtà come Nessuno tocchi Caino, che lotta contro l'ergastolo stativo, ma non ha mai collaborato con la giustizia, né ha mai chiesto perdono ai familiari delle vittime. È andata così, ma io non pretendo dalle scuse, insomma, queste sono circostanze in cui le scuse non fanno nessun effetto, ecco. Non so se mi piacerebbe avere la possibilità, ecco, sono sincera. Antimafia, la polizia di Catania ha confiscato una quantità ingente di beni a Giuseppe Lombardo e al figlio Salvo, entrambi attualmente detenuti e che sono considerati affiliati al Clan Cappello. Frode nel commercio dei carburanti, sequestrate 10 aziende in Sicilia, un'operazione che ha portato alla denuncia di 13 persone per un danno erariale da 15 milioni. Marco Gullà. Un enorme giro di false fatture e vendita in nero di gasolio agricolo che finiva nelle pompe di benzina a prezzi concorrenziali. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, assieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo di 10 complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie per oltre 15 milioni di euro. Le indagini avrebbero svelato l'esistenza di un'associazione a delinquere attiva nelle province di Palermo, Agrigento e Catania. I titolari di alcuni depositi commerciali avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti e predisposto documenti per simulare la vendita di carburante a società di comodo o ad aziende del tutto ignare di quanto stesse avvenendo. Il carburante veniva poi ceduto in nero a distributori che non avevano titolo per riceverlo e lo commercializzavano a prezzi fortemente concorrenziali. A farne le spese erano gli altri operatori che rispettavano le regole. Il sistema di frode avrebbe garantito l'abbattimento dell'IVA, delle accise e delle imposte dirette, provocando un'evasione fiscale che supera i 15 milioni di euro. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, irregolarità nella loro circolazione e illeciti di natura tributaria. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul caso di presunti contributi all'ex sindaco di Avola, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata. Ai nostri microfoni Cannata minimizza e parla di normale autofinanziamento, avanzando i dubbi su un'operazione, a suo giudizio, mirata per screditarlo politicamente. Luca Filiberti. Ci siamo autofinanziati per mantenere quella libertà e quella indipendenza che noi tutti ricerchiamo, quindi nell'attività politica. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul caso di presunti contributi in contanti che alcuni ex consiglieri e assessori del comune di Avola avrebbero erogato all'ex sindaco, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata, quando era primo cittadino. Il fascicolo riguarda atti non costituenti reato e quindi al momento senza indagati. Gli episodi evidenziati risalirebbero al periodo tra il 2017 e il 2022. Come si fa a mantenere la sede, il gazebo, a organizzare la serata per vedersi? Ci si autofinanzia, ma fanno tutti così, quindi non capisco neanche dove sta la novità. Io mi ricordo che quando iniziai a fare il consigliere comunale, mi ricordo che noi versavamo 30 euro, Luca, a testa, e tu eri uno di quelli che partecipava e metteva 30 euro per avere la nostra sede. Gli assessori mettevano invece 200-300 euro, ognuno metteva quello che poteva.
ognuno contribuiva. Cannata è convinto che queste rivelazioni alla stampa siano state divulgate con il solo scopo di screditarlo in un momento politico in cui proprio il deputato nazionale sta ricoprendo spazi importanti in Fratelli d'Italia in Sicilia. I vertici del partito, come ovviamente sanno, conoscono quella che è la mia attività da sempre, conoscono quello che è il nostro modo di agire e quindi in tal senso si lavora in condivisione in quello che è un percorso di rispetto delle norme e, ripeto, dell'etica che per noi è fondamentale. Ad avvalorare le dichiarazioni del sindaco il fatto che queste rivelazioni siano circolate già in campagna elettorale nel 2022 attraverso numerose segnalazioni a più organi di stampa. Ma le antipatie purtroppo esistono, esiste il fuoco amico, esistono i cugini, in questo caso ex consiglieri che ora sono passati in Forza Italia e che tendono quindi di attaccare me perché magari pensano che così possono avere qualche voto in più di consenso, offuscando la mia immagine o screditandomi o azionando una macchina del fango. Ma noi basiamo il nostro consenso da sempre sui fatti. Un operaio di 60 anni, Angelo Sicilia, è morto nell'incendio di una vecchia abitazione in via Nino Bixio, nel centro storico di Favara, nell'Agrigentino. L'uomo in realtà non aveva una fissa dimora e trovava riparo notturno all'interno di fabbricati abbandonati, come purtroppo la notte scorsa. Doppio assalto per fare pulizia di cellulari e iPhone in 2 punti vendita Euronics a Catania. Arrestato uno dei 2 malviventi tradito dalle immagini di videosorveglianza. Roberta Lunghi. Fare razzia di cellulari iPhone. Un obiettivo preciso per l'uomo di 30 anni arrestato dalla polizia a Catania per tentata rapina e una rapina portata a termine. A tradirlo le immagini di videosorveglianza di 2 diversi punti vendita Euronics. Il primo episodio nel luglio 2024, quando in 2 hanno fatto irruzione nel punto vendita con caschi da motociclista e armati, uno di pistola, l'altro di coltello e spranga in ferro. Ma l'assalto si è rivelato infruttuoso perché gli anelati iPhone proprio non c'erano. Così 2 giorni dopo ecco una rapina con le stesse modalità ma in un altro punto vendita. Questa volta i malviventi hanno deciso di fare razzia di smartphone di tutte le marche per poi fuggire. L'analisi delle immagini che vi mostriamo ha portato gli investigatori a identificare l'uomo arrestato, al quale sono stati attribuiti entrambi gli episodi, anche per gli abiti ritrovati nel suo appartamento compatibili con quelli indossati dai rapinatori nelle immagini. La polizia ha inoltre sequestrato anche il motociclo utilizzato negli spostamenti per compiere le rapine. A Catania concluse le operazioni della Guardia di Finanza per la campionatura e la distruzione di 0,5 tonnellata di cocaina, sequestrata a settembre al largo delle coste siciliane. L'operazione ha evitato che la droga finisse nelle mani dei trafficanti vicini alle cosche che gestivano lo spaccio nelle piazze siciliane e sul territorio nazionale. È stato uno dei più rilevanti quantitativi di cocaina scoperti in Italia. L'incasso sarebbe stato di 100 milioni di euro al dettaglio. 5 arresti per produzione e traffico di stupefacenti. A Palermo i carabinieri hanno denunciato 2 donne per truffa aggravata. Fingendosi carabiniere, si erano fatte consegnare denaro da anziani con il consueto falso pretesto di un incidente causato da un familiare. Fare attenzione a queste segnalazioni false. Catania, restano stazionarie le condizioni del vigile urbano colto da malore mentre effettuava delle multe per la sosta in seconda fila. Intanto l'opposizione incalza il sindaco: troppe auto, pochi parcheggi. Tonino De Manna. È in condizioni cliniche stazionarie ed è ancora in prognosi riservata il vigile urbano colto da malore mentre si confrontava con alcuni commercianti che si lamentavano per le multe fatte in via Gabriele D'Annunzio. Da lì l'infarto e la disperata corsa in ospedale. Sosta selvaggia, anarchia e inciviltà sono al centro di una polemica politica con l'opposizione che incalza l'amministrazione Trantino. Giornalmente sono 300.000 le auto che arrivano in centro a Catania, ma la città è veramente pronta a sostenere questi flussi e i servizi di trasporto sono adeguati? È una città dove Catania, dove mancano le infrastrutture, mancano i servizi. L'utilizzo indiscriminato di questo sistema potrebbe diventare una soluzione punitiva piuttosto che una soluzione reale
reale al problema. E allora bisogna andare alla radice, bisogna investire in servizi e solo così possiamo andare realmente a risolvere questa problematica. E resta risolto il nodo dei parcheggi. Uno su tutti, quello di Piazza della Repubblica, ovviamente quello è un parcheggio di privati. Qui l'amministrazione non dà risposte e non ci spiega come si devono muovere i catanesi. Se poi consideriamo quelle che sono le corse della metro e soprattutto la possibilità dei disabili di accedere anche alle metro, la situazione è tragica. In via Etnea una sfilza di auto, una dietro l'altra, rigorosamente in sosta vietata, ed un cartello che indica anche il divieto di transito per cicli e motocicli. Qualcuno lo rispetta e soprattutto c'è qualcuno che controlla? Restiamo a Catania, lungomare deturpato, una fogna a cielo aperto ammorba l'aria e rende intransitabile il marciapiede a ridosso della fermata della MTS. E intanto l'enorme voragine resta in bella mostra con tutti i rischi che ne derivano e non manca l'ironia. Tonino De Mana. Da lungomare liberato con le iniziative sportive e culturali legate alla pedonalizzazione a lungomare deturpato, con il grigio del cielo e l'acqua delle pozzanghere che si confonde con la fogna a cielo aperto che attraversa il marciapiede e finisce dritto nel tombino. Odore nauseabondo che rende fastidiosa l'attesa del bus alla fermata, nella fattispecie del 534. È una delle tante segnalazioni arrivate in redazione, l'abbiamo vagliata ed abbiamo aspettato qualche giorno con la speranza che il disservizio potesse rientrare. Ed invece no. La fogna che vedete fuoriesce da questo muretto ricoperto dalla vegetazione e lo fa da una decina di giorni. Ci chiediamo, possibile che nessuno vede? Ed invece è ben visibile, anche se ha perso l'attrattività dei primi giorni, l'enorme voragine apertasi sul lungomare. Restano le transenne ed approssimativi segnali di pericolo, alcuni illeggibili perché corrosi dalla salsedine, e sarebbe opportuno mettere in sicurezza tutta l'area perché l'assenza della ringhiera potrebbe rappresentare un serio rischio, soprattutto per i bambini. Poggiato a terra non passa inosservato un cartello di divieto di sosta per evento sportivo. Divieto di sosta per evento sportivo, mi sai dire quale? Ah, il salto della fossa probabilmente, nella nuova categoria olimpica del 2028 a Los Angeles, non lo sa? Nuova disciplina olimpica, quale? Il salto della voragine. Dulcis in fundo, allagata anche la pista ciclabile. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino in diretta su Telecolor dopo il TG delle 14.30. Mandate i vostri WhatsApp scritti, niente immagini, al 342 74 55 005 oppure una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Alle 14.30 ampia pagina riservata ai vostri messaggi, oltre naturalmente alle parole del nostro sindaco. A Catania i carabinieri del NAS hanno sospeso l'attività di un bar-ristorante del centro storico e hanno sequestrato 30 kg di alimenti in stato di cattiva conservazione. Registrata una lieve scossa di terremoto, probabilmente legata all'attività dell'Etna, avvertita a San Giovanni La Punta, nel catanese, in tarda mattinata. In via precauzionale è stato fatto sgomberare l'istituto polivalente San Giovanni La Punta. Intanto, per l'assalto dei turisti al vulcano, il Codacons chiede regole e propone un decalogo, perché l'Etna, dice, non è un parco giochi. Intanto il fronte lavico si arresta e il maltempo frena anche l'invasione di escursionisti e curiosi. Eva Spampinato. L'Etna non è un parco giochi. Il Codacons usa la parola che forse tutti avrebbero voluto dire in questi giorni, commentando le immagini dell'allegro assalto al vulcano per uno scatto sulla lava circondata dalla neve e illuminata dalla luna, ma che nessuno ha voluto pronunciare, utilizzando termini più diplomatici come invito alla prudenza. L'Associazione dei consumatori denuncia la situazione sempre più critica che si sta verificando sull'Etna, e non solo negli ultimi giorni, ma ogni fine settimana, quando migliaia di visitatori si riversano senza alcun controllo e senza le necessarie misure di sicurezza sui tornanti della montagna come sui sentieri innevati. L'assenza di regole chiare e di un coordinamento efficace tra le istituzioni sta trasformando l'area in una zona di pericolo per turisti e residenti, scrivono in una nota.
L'associazione stila anche un decalogo con i consigli per una escursione sicura sul vulcano, dove le temperature estreme, i possibili crolli, la scarsa visibilità dovuta a nebbia e fumo e l'attività vulcanica possono trasformare un'escursione in una tragedia. È necessario un confronto immediato tra istituzioni, esperti e associazioni per stabilire regole chiare e garantire un accesso controllato alle aree più delicate, conclude il Codacons. Intanto il fronte lavico, partito dalla fessura alla base della Bocca Nuova a quota 3.000 metri, rimane fermo a quota 1.850 e anche l'attività dello Stromboli, che non è collegata, rientra nella norma. E se non sono bastate le ordinanze dei sindaci a fermare le frotte di curiosi, ci ha pensato il meteo. A Grisento ha presentato il progetto Una tovaglietta per l'inclusione. L'iniziativa è dedicata a chi ha disturbi del linguaggio, perché possa comunicare in bar e ristoranti con la tovaglietta. Davide Sardo. Un piccolo gesto, un grande cambiamento. Ad Agrigento arriva Io parlo con il dito, il progetto promosso dall'Associazione Clinicamente, presentato nella sede di Confcommercio. Un'idea semplice ma rivoluzionaria, una tovaglietta amica che aiuta le persone con disturbi specifici del linguaggio a comunicare in ristoranti, bar e mense. Grazie a simboli, immagini e parole chiave, questo strumento consente di ordinare cibo e bevande in autonomia, migliorando l'esperienza nei locali pubblici. I servizi pubblici sono sempre e saranno sempre momenti e presidi di socialità e di sicurezza e in questo caso anche di comunicazione a chi ne ha più bisogno. L'iniziativa è sostenuta dal gruppo Donne Imprenditrici della FIPE e punta a rendere la ristorazione sempre più accessibile e inclusiva. Vogliamo che chi viene nei nostri locali si senta come a casa. In questo modo noi tendiamo una mano, perché noi dobbiamo essere inclusivi, perché noi vogliamo essere tutto per le famiglie che varcano le nostre soglie. Evidenziato il valore educativo del progetto, non solo un aiuto concreto ma un messaggio di sensibilizzazione per la comunità. Gli incontri della TG Sicilia, sopravvissuta alla violenza di genere, ha fatto della musica il suo riscatto. Giuseppina Torre, pianista e compositrice siciliana di fama internazionale, si prepara a tornare nella nostra regione nel live catanese Siamo Donne, sempre con le scarpette rosse sul palco. Roberta Lunghi. Appuntamento per l'8 marzo, adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, l'avvicinamento alla trasferta ad Altamura del Catania e il caos a Messina. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, il Catania prepara la terza trasferta del mese in Puglia. Domenica i rossazzurri giocano in casa dell'Altamura, mentre la dirigenza prende sempre più in considerazione Torre del Grifo. Marco Carli. Dopo Cerignola e Monopoli, un'altra trasferta pugliese per il Catania. Domenica rossazzurri sul campo dell'Altamura, squadra neopromossa che da dicembre, dopo aver giocato per quasi mezza stagione le gare interne al San Nicola di Bari, è tornata nella propria casa, lo Stadio d'Angelo, riadattato per ospitare partite di C. A proposito di casa, negli ultimi giorni per il Catania si è parlato molto di Torre del Grifo. L'interesse è concreto, la visita di domenica con Pelligra, il fratello Paul e Grella è servita per rafforzare l'opinione. A inizio marzo si dovrebbe entrare nel vivo dell'operazione con un Pelligra che raccontano, dopo la contestazione post-casertana, ancora più convinto di investire partendo proprio dalla sede. Qualora Torre del Grifo tornasse ad essere casa, si stanno tentando di capire i passi successivi. 2 strade, rimettere velocemente in funzione i 2 campi in erba, lo spogliatoio e le sale relative alla preparazione, solo costi in tal senso ma minori, oppure riaprire anche il polifunzionale, in tal caso costi maggiori, ma anche ricavi a copertura parziale dell'investimento. Vedremo come la questione si svilupperà a partire appunto da marzo. Intanto c'è da portare avanti questa stagione con le difficoltà relative acuite dal pareggio interno con la Casertana. Toscano, al rientro dalla squalifica, vuole replicare ad Altamura, trasferta aperta ai tifosi etnei, il risultato di Monopoli per rilanciare la corsa playoff in attesa delle decisioni soprattutto sulla Turris, che ridisegnerebbero la classifica. Alcuni giocatori tornano ad eseguire parte del lavoro con la squadra, quelli annunciati dall'allenatore, da Stop a Lunetta, ma si va verso un 11 del tutto simile a quello schierato nelle ultime 2 partite. Sì, una situazione sempre più ingarbugliata. Dopo la conferenza stampa della squadra di ieri sera, questa mattina 2 dirigenti hanno fatto partire una colletta. Francesco Triolo.
doveva essere la giornata delle spiegazioni, quelle che la proprietà di AAD Invest voleva e deve dare ad una città intera dopo il mancato pagamento degli oneri a INPS e fisco e che costeranno al Messina una penalizzazione tra i 2 di 6 punti in classifica. Quelle spiegazioni però non sono arrivate perché la prevista conferenza stampa del presidente Stefano Alaimo è stata annullata per un attacco febbrile dello stesso referente della società che ha acquisito l'80% delle quote dell'ACR. L'unica spiegazione è quella che la AAD Invest ha dato attraverso una nota sul proprio sito addebitando il problema del mancato pagamento ad un blocco dei conti corrente per il caso Deinz in Belgio. Una motivazione che non ha convinto. La conferenza stampa della squadra di ieri pomeriggio quindi è l'ultimo capitolo di un libro che tutto l'ambiente ha timore a sfogliare, anzi il penultimo, perché stamattina la situazione non è certo migliorata, piuttosto si è fatta ancora più delicata. A lanciare un autentico appello sono stati 2 dirigenti dell'ACR Messina, il consulente Francesco Lafauci e l'addetto stampa Davide Gambale, che attraverso i social hanno lanciato l'hashtag Salviamo la Biancoscudata, allegando una distinta che certifica l'avvenuto versamento di una donazione al club per il pagamento dei contributi, nella speranza di limitare il danno della penalizzazione. Senza una voce della proprietà e senza atti concreti, ha tutte le sembianze di un disperato tentativo in extremis. Vedremo, intanto noi ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.